Citius, Altius, Fortius, le tre parole volute da Pierre de Coubertin per creare il motto olimpico in occasione della fondazione del Comitato Olimpico Internazionale il 23 giugno 1894 a Parigi. Citius, più veloce, Altius, più in alto, Fortius, più forte. Un motto che nasce dall'amicizia tra Pierre de Coubertin e un sacerdote domenicano, padre Henri Didon. Un'amicizia nata dal desiderio di dare forma concreta alla visione educativa che avrebbe animato l'olimpismo moderno e che darà anche vita alle tre parole che racchiudono lo spirito e il sogno olimpico. Tre parole alle quali nel 2020 se n'è aggiunta una quarta, communis, insieme, per sottolineare ancora di più il senso di comunità creato dai giochi. Più veloce, più in alto, più forte. Elevarsi e andare oltre, anche rischiare per un sogno. Christian Ghedina incarna alla perfezione questo motto, perché la sua carriera è contraddistinta dalla velocità, dal non arrendersi anche di fronte alle cadute più dolorose, dalla ricerca del limite in tutte le discese per regalarsi un sogno. 13 vittorie in Coppa del Mondo di sci, 3 medaglie ai mondiali e 5 partecipazioni ai Giochi Olimpici invernali. Parlare con Christian Ghedina è come parlare con Cortina, perché, prendo a prestito le parole del nostro primo ospite Franco Bragagna, Ghedina è Cortina. Per il suo legame familiare, per quella prima emozionante vittoria in Coppa del Mondo proprio sulla pista olimpica delle Tofane nel 1990. E soprattutto per capire quanto si può e si deve rischiare per il proprio sogno. Io sono Donato Cafarelli. E questo è Atene Cortina, Sogni Veneti a 5 cerchi, un podcast di Sport di Più Magazine. Ciao Christian, grazie di aver accettato il nostro invito. Ciao, buongiorno a tutti. Per noi è veramente un onore perché insomma un vicesista, uno sciatore del tuo calibro, avere l'opportunità di parlare di Olimpiadi ma anche della tua carriera in generale è un'occasione importante e il nostro è un podcast sul sogno olimpico. E secondo me tu rappresenti perfettamente l'uomo che ha rischiato con la velocità per i suoi sogni, appunto non solo olimpici. Ma parlando di Olimpiadi ti chiedo qual è il primo ricordo che hai legato a questo evento, che magari da ragazzino... Ma il ricordo che ho dell'evento, delle Olimpiadi, diciamo, ecco, è un po', vabbè, noi a Cortina abbiamo avuto le Olimpiadi nel 1956, quindi un po' senti la gente, ancora adesso si vive dei postumi del post Olimpiadi, no? Del 56, e queste Olimpiadi qua si spera che diano di nuovo quella grande popolarità che ha avuto sempre Cortina, anche se Cortina è già di per sé un gran bel posto, tutti giri attorno a 360 gradi, hai uno spettacolo di montagne attorno a te che è fantastico. Però io ricordo che quando gareggiavo, per me le Olimpiadi era qualcosa di, sì, le sentivo per quello che raccontavano di Cortina, però sciando poi dopo, come è ambizione di ogni atleta, cercare di arrivare sempre più in alto, le è il massimo del massimo. Quando sono nel 1992, le Olimpiadi del Berville, che sono state le mie prime Olimpiadi, ecco, quelle Olimpiadi lì, Cortina era candidata per ospitarle anche. E quindi io le Olimpiadi mi hanno segnate 6-7 anni prima. Io ero ancora giovane, un giovane sciatore, e dicevo, ma però, sai, forse potrei anche arrivarci, perché a 21 anni e mezzo, 22, 92, c'ho 22 anni, diciamo, potrebbero essere anche le mie Olimpiadi. Sai, se Cortina vincesse, potrei fare le mie prime Olimpiadi in casa, sarebbe stato un sogno. Poi Cortina purtroppo non ha vinto Albertville, però io in quelle Olimpiadi lì ci sono andato, sono state le mie prime Olimpiadi. E pensate se fossero state a Cortina, che bello, insomma, sarebbe stata la mia prima Olimpiade in casa, qualcosa di emozionante. L'ho fatta a Albertville, anche se non è andata così bene, come tutte le altre Olimpiadi che ho fatto, le altre 4 edizioni, però ho questo ricordo, insomma, di Cortina che era candidata per le Olimpiadi del 92, poi non sono state assegnate a noi, ma bensì ad Albertville, che sono poi state le mie prime Olimpiadi. E oggi da originario di Cortina il fatto che
finalmente siano tornate, come ti fa sentire? No, questo io dico sempre, anche con tutti coloro che mi hanno chiesto, ho detto questo qua è un treno che è passato ad alta velocità, sono stati bravi tutti coloro che hanno lavorato per cercare di portare a casa questo grande risultato sportivo, perché un'Olimpiade insomma è qualcosa di incredibile e poterle fare di nuovo, insomma queste Olimpiadi allargate come chiamano adesso, Olimpiadi di Milano Cortina, eh, è importante per il nostro paese perché ridà di nuovo linfa e vita alla nostra cittadina, poi dopo alla nostra nazione, è qualcosa di importante e lo si sente per la maggior parte delle persone, lo sentono a Cortina che è un'occasione d'oro insomma, per ridare linfa al nostro paese, anche se è, come ho detto, già un brand mondiale, Conosciuto conosciuto in tutto il mondo. E quando tu hai iniziato, quando è che c'è stato lo switch da è un gioco a una cosa più seria? Eh, diciamo, forse quando sono entrato in nazionale, ma neanche, poi forse quando ho iniziato a fare i primi contratti, perché poi dopo comunque per me ancora adesso lo sport, per me deve essere divertimento prima di tutto, no? E lo sport l'ho sempre preso come divertimento, passione, competizione, no? Mi piace a me la competizione, mi diverto, mi piace fare un po' tutti gli sport, però poi dopo quando entri in un mood che inizi ad avere una certa responsabilità, sai che rappresenti una nazione, rappresenti poi anche te stesso e sai che se lavori o ottenere risultati vuol dire anche monetizzare, portare a casa qualche soldo, insomma diventa praticamente un lavoro, no? Però io dico sempre anche, sai, alzarsi alle 5 per andare in pista ad allenarsi è dura, ma alzarsi alle 5 tutti i giorni per andare in fabbrica è molto più dura. Quindi, sai, quando fai una cosa che è una passione, lo fai con più piacere, anche se è sempre un impegno e ci sono tanti sacrifici e tante rinunce. Sì. E tu hai iniziato, sei stato messo sulle sci da tua mamma, Adriana, che poi quando tu avevi 15 anni purtroppo per un incidente è venuta a mancare. Qual è stato l'insegnamento che diciamo ti porti dietro da sempre, che ti ha lasciato? Ma mia madre è una con una grande passione, una sempre allegra, che ho preso insomma da lei questa passione per lo sci e questo lato del carattere, insomma, chiaro, sono figlio di mia madre e di mio padre, ho preso una parte da lei, una parte da mio padre. Mia madre era una molto estroversa, disprezzante del pericolo, un po' come me, sempre solare, una parola per tutti, allegra, si divertiva anche lei in tutto quello che faceva, gli piaceva anche lei un po' la sfida, la competizione. Però l'insegnamento principale che ho avuto un po' da mia madre, ma anche da mio padre, è che le cose che tu fai devi sempre cercare di farle fatte bene, devi essere diligente, metterci, insomma, se è una tua passione, insomma, metterci il cuore, metterci l'impegno. Purtroppo ci sono tante rinunce anche che sarebbe bello poter fare tutto, però devi rinunciare anche a tanto quando inizi a entrare nel mondo dello sport agonistico ad alto livello. E tu hai sempre ricercato la velocità, e che cosa come si può descrivere la velocità? L'emozione, quello che si L'emozione? dà, beh, è difficile, sai. Questo qua me l'hanno chiesto, questo aspetto qua me l'hanno chiesto diverse volte. È difficile spiegare che cosa prova. È un'emozione forte, una sensazione che se uno ce l'ha dentro, la velocità, il rischio, il pericolo. Io ho avuto sempre questa passione per tutto quello che provoca adrenalina, emozioni forti, la velocità mi dava proprio anche l'aria in faccia, sia con gli sci che con la moto, anche mi dà una carica incredibile e chiaramente stando a Cortina, essendo un po' una località montana dove i bambini tutti sciano, pattinano anche, giocano a hockey, si gioca anche a calcio, però le attività principali sono legate al mondo neve, no? Al mondo invernale e quindi ho portato avanti una specialità dove c'è la velocità, c'è il rischio, il pericolo, quelle che erano tutte le sensazioni che io amavo, no? E la velocità, spiegare che cos'è la velocità è difficile. Bisogna provare l'emozione forte, come penso quando tu
raggiungi un obiettivo, sei felice di avere ottenuto quell'obiettivo lì. Per me la velocità, ogni volta che creo velocità con qualsiasi mezzo, con la macchina, con la bici, con gli sci, mi dà emozione. E l'obiettivo, l'hai menzionato prima, il tuo primo grande trionfo è stato proprio quello a Cortina in Coppa del Mondo, che però arriva dopo un brutto infortunio. E il tuo rapporto con appunto cadere e rialzarti anche velocemente, perché Sì, ecco, questo secondo me è un aspetto importante che magari anche potrebbe essere d'esempio soprattutto a tanti giovani o tante persone anche che si abbattono. Intanto io dico una cosa che ho imparato negli anni, io non ero tanto da psicologo, però ho imparato anche nei corsi che abbiamo fatto così, perché a un certo punto quando stavo andando male anche mi hanno cercato di affibbiare uno psicologo che mi ha seguito un po' così, però non avevo un gran bel rapporto. Lo psicologo devi essere tu che lo devi volere, però negli anni, quei corsi che ogni tanto che veniva qualche docente che ci spiegavano un po' come gli atteggiamenti, come devi reagire, la testa, l'importanza in funzione dello sport. Ecco, io dico sempre che il pensiero positivo alimenta il pensiero positivo e il pensiero negativo alimenta il pensiero negativo. Quindi è fondamentale essere positivi sempre su quello che fai, non devi guardare il lato brutto, il lato, perché se tu pensi sempre alle cose brutte, alle cose cattive, al pericolo, questo non ti aiuta, non, ti blocca. non ti ageva, ti blocca, no? Quindi eh, È stato anche quello che poi ti ha permesso dopo l'incidente. Mi ha colpito molto che tu hai detto, io sono andato di nascosto alla marmolata sì, 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 no, difatti poi l'incidente, insomma, è quello che stavo dicendo, proprio il positivo alimenta il positivo. E anche lì, quando ho fatto l'incidente, io le mie 2 vittorie le ho ottenute dopo due infortuni. E questo proprio per dire, no, è quello che voglio dire, che devi essere sempre positivo. È difficile da dire, magari a uno che è anche un po' ansioso e vede sempre le cose negative. Chiaro che ognuno ha la propria testa, però il voler mettersi in gioco, voler dimostrare al mondo intero, far vedere, io sono forse anche un po' anticonformista, non mi piace andare contro le regole, contro quello che tutti dicono che non è possibile fare, invece a me io voglio dimostrare, mi stimola, no? Mi ha sempre stimolato, ho sempre detto anche a me mi accendi con un cerino spento, no? Anche lì nel caso della mia prima vittoria che è arrivata a Cortina, l'ho ottenuta dopo un infortunio che avevo avuto quando ero appena emerso in una gara, la mia prima volta che facevo Kitzbühel, la pista più difficile al mondo, ero caduto, avevo rotto 2 costole, una commozione cerebrale, sono rientrato a 14 giorni quando non volevano darmi l'idoneità medica, la commissione medica, sono entrato dopo 14 giorni dall'infortunio, ho vinto la mia prima gara di Coppa del Mondo a Cortina, la seconda l'ho vinta sempre in quella stagione, dopo un'operazione al menisco in anestesia totale, per l'asportazione del menisco perché mi ero rimasto bloccato nell'articolazione, e dopo 13 giorni ho vinto la mia seconda gara di Coppa del Mondo. L'anno dopo, quando ho fatto l'incidente in macchina, nel 91, che arrivavo da una stagione dove non ero andato bene in Coppa del Mondo, però avevo ottenuto l'argento mondiale di salva in combinata, ho fatto l'incidente, insomma sembrava che all'inizio ero messo veramente male, sembrava che non ce la potessi fare. Ecco, però poi quando ho iniziato a capire, perché ho fatto 3 giorni di coma farmacologico e insomma ho iniziato a... Io non ho mai visto l'incidente come dicevano i dottori, che forse non sarei più tornato a sciare, io l'ho sempre visto in maniera positiva, io volevo ritornare in fretta sugli sci, e lì ho detto, se le mie prime 2 gare di Coppa del Mondo sono arrivate dopo 2 infortuni, a rientro in tempi da record, dopo questo incidente qua, il prossimo anno, adesso voglio rientrare subito, il prossimo anno vinco la Coppa del Mondo. Però purtroppo non è stato così, è impiegato tanto tempo, io però ho voluto sempre comunque ritornare, anche se non avevo l'identità, ho voluto mettermi in gioco, provare. A me piace sperimentare, no? Sentire, ascoltare molto il mio corpo, sai, i dottori hanno ragione a mettere le mani avanti, dire attento qui, attento là, non fare così, non fare colà, però io devo sentire le sensazioni sul mio corpo, sulla mia persona, quindi se uno mi dice no, non puoi camminare perché è pericoloso, io voglio sentire cosa dice il mio corpo, il mio ginocchio, la mia gamba, E il tuo corpo quando tornavi in gara
dopo questi infortuni come... No, magari il dolore lo sentivi anche parzialmente, però l'adrenalina che hai e la voglia di far vedere, di mostrare il contrario era talmente grande che poi dopo passi in secondo piano, cioè pensi solo a cercare di andare giù il più veloce possibile. E parlando di competizioni e nel particolar modo delle Olimpiadi, che appunto dicevi prima, ricordo il 92 perché è la mia prima Olimpiade, però poi non sono arrivate le medaglie. Lo vivi come un rimpianto o come delle occasioni che ti hanno permesso di imparare delle cose poi anche per i mondiali, perché poi hai vinto altre medaglie mondiali, la Coppa del Mondo? Ma un po' entrambe le cose, lo vivo come un rimpianto perché insomma, essendo stato per tanti anni, diciamo, il dissentista di riferimento per la nazionale italiana, sai, avendo partecipato a 5 Olimpiadi, per me è un po' una mancanza non essere riuscito a vincere una medaglia olimpica avendone fatte 5, no? Una cosa che mi porterò sempre addosso, però insomma ogni Olimpiadi ha lasciato un segno, ho cercato di trarre le migliori soluzioni dal cattivo risultato che ho ottenuto, però purtroppo ogni anno io facendo l'analisi generale ho un po' sofferto il fatto che però questa è una cosa che non puoi tanto cambiare, il fatto mi sono reso conto, non è che la prendo come scusa per dire che non ho mai vinto una medaglia, però facendo un'analisi generale dopo insomma, che mi sono ritirato, forse il motivo principale del fatto che io non abbia vinto medaglie è che l'Olimpiade è l'evento degli eventi, dove è tutto esasperato all'ennesima potenza. Ecco, e lì per me la cosa che pativo di più era la mancanza della propria libertà, no? Tu diventi forse in questo grande evento uno strumento a disposizione di un sistema, sei tirato sempre per il cravattino a destra e a sinistra e tutte le cose, gli impegni tutti, che non è così né in Coppa del Mondo e né tantomeno ai mondiali, no? Sì, magari ai mondiali un po' di più, però alle Olimpiadi non hai mai pace, io invece ho bisogno dei miei spazi, della mia privacy, della mia libertà di poter fare quello che voglio, però purtroppo anche uscire solo dall'albergo, La pressione mediatica. la pressione mediatica, ma la gente che ti salta addosso, chiaro che i tifosi, anche i volontari, tutti, chiaro che devi dare anche un po' bada anche a loro, però non hai più vita privata perché sei tu il centro dell'attenzione e questo a me quando non riesci a fare le cose che tu vuoi fare, io decidevo di andare magari a fare, non so, farmi 4 giri e per riscaldamento, per me era molto importante trovare il feeling giusto con la neve e non riuscivo perché ti fermavano alla seggiovia, fai la foto, fai la film, io mi dimenticavo, mi prestavo, questo mi faceva andare fuori di testa. Io poi dopo sono sempre solare, sempre disponibile, però è che la gente vai a dirglielo, non lo capisce questo. Ma dai, sì, ti dicono dai solo ancora una, dai solo ancora una. Tu stai lì, magari c'hai 500 persone, c'hai 100 persone che sono lì e tutti vogliono una firma, una parola, un'opinione che poi magari con te sono 10 secondi, con lui sono 20 e se sono 10 persone le metti insieme sono già 5 minuti che sono andati via del tuo tempo che dovevi dedicare al riscaldamento, all'allenamento, alla corsa o qualsiasi cosa, insomma. E nonostante questo, il fatto che poi ci sia stata a Torino 2006, il fatto di poter gareggiare in casa, ti ha dato quella spinta ulteriore per continuare ancora un po' la carriera? Mi ha dato Torino, quando sono state assegnate le Olimpiadi di Torino, io ho detto io a quelle Olimpiadi voglio esserci, pur quando sono state assegnate, cioè se io ci fossi arrivato in quell'occasione lì sarei diventato lo sciatore più vecchio della storia nella Coppa del Mondo. Mi prendevano un po' in giro, ma dove vuoi andare? 36 anni e mezzo, perché l'età media del ritiro era 28 anni, 29 o forse... Già quel podio in Coppa del Mondo avevi dimostrato che sì, la longevità era possibile. Esatto, la longevità era possibile, a maggior ragione oggi che ormai abbiamo visto che gli atleti sono tutti in tutti gli sport, sono tutti molto più longevi. Io sono stato un po' il primo ad essere andato avanti così tanto, perché l'atleta più vecchio che si è ritirato prima di me aveva 35 anni nello sci, nel mondo dello sci, che era Peter Wisberg. Io sono arrivato a 36 anni e mezzo dopo le Olimpiadi di Torino, ho fatto ancora le finali e ho concluso la stagione. E anche nella mia mente, sai, dicevo, anche se non ho vinto l'Olimpiade, ho detto, avevo ancora tanta voglia e
tante cose da dimostrare, però sai, un po' il fatto che non riuscivo più a prepararmi atleticamente bene, avevo problemi alla schiena, un po' di essere il più vecchio, un po' che mi avevano offerto di correre con le macchine, che era stato sempre fin da bambino il mio sogno, un po' che ero ancora il migliore italiano, ero ancora decimo nella rank list mondiale, ho detto forse questo è il momento di smettere. Però adesso, vedendo gli atleti che sono questa generazione. le generazioni nuove che vanno più avanti, abbiamo visto non ultima la Lindsey Vonn che è rientrata e sta facendo faville, ecco, mi piange il cuore non aver deciso di continuare ancora qualche anno perché potevo dare ancora qualcosa. E parlando di nuove generazioni, mi offri lo spunto, Ungherina non rinascerà più. No, magari forse I tuoi figli magari. sì, non lo so, no, adesso ho due figli piccoli, però no, non è mica detto, ce ne potrà essere, sì, magari passeranno un po' di anni, sai, ognuno ha la sua personalità, sono sempre stato un ragazzo solare, mi sono sempre divertito, magari anche chi mi guardava da casa anche si divertiva, aspettavano di vedere era un po' considerato un po' il Pierino, un po' il matto e vediamo cosa combina Ghedina. Io sono convinto che sì, ne arriveranno ancora di Ghedina e anche atleti che vinceranno, non ultimo adesso sta andando forte anche questo giovane ragazzo, Franzoni, sì, Giovanni, e sta facendo cose incredibili e io mi auguro che lui possa veramente crescere e diventare sempre più forte. E sempre riguardo a Milano Cortina, tu hai fatto un docufilm con Paolo De Chiesa, Storie di sci. Che cosa ti sei anche un po' riscoperto facendo questo progetto che racconta sia la tua vita che i giochi? Sì, diciamo che non è il mio mestiere fare l'attore o comunque sì, perché diventi sostanzialmente Come Alberto. un po' attore, sì, sì. Abbiamo raccontato un po' la mia storia, abbiamo parlato, ci sono dentro tanti pezzi dove si racconta delle infrastrutture, di tutto quello che è stato realizzato per le Olimpiadi, con immagini anche di repertorio, Olimpiadi vecchie. No, è stata una bella esperienza dove io mi sono raccontato anche con Paolo De Chiesa, insomma, è stato un bel momento, abbiamo rivissuto un po' momenti storici miei della mia carriera e abbiamo intervistato anche ex miei compagni, un buon motivo per rivedersi, parlare insieme e tutto sommato, insomma, è stata una bella esperienza, anche se comunque non è sicuramente una cosa a cui io potrei ambire, dedicarmi perché il mondo del cinema è un mondo un po', a differenza del mondo sportivo, che lì devi essere molto preciso, regolare i tempi, rispettare, è un po', c'è l'artista, il regista, che sono tutti un po' estrosi, ognuno ha bisogno del suo tempo, del suo spazio, mentre invece nello sport tu devi essere sempre molto preciso con i tempi, gli orari, le regole. E questo insomma è sicuramente un mondo che il mondo del cinema che non è per me, mi piace più la competizione, la sfida e cercare di essere puntuale, preciso agli appuntamenti. E nella sfida, nella velocità, c'è stata una volta che ti sei detto questa volta ho superato il limite, sono andato oltre. Sì, me lo sono detto, soprattutto una volta, che lì è una delle due volte che ho preso paura in vita mia. Questo è successo in Argentina, in Sud America, eravamo a fare allenamento nell'estate del 2000 dove quel giorno lì era il terzultimo, quartultimo giorno di allenamento, è saltato perché aveva nevicato, c'era troppa neve in pista e bisogna lavorare troppo per tirarla fuori, l'allenatore ci ha detto andate a sciare liberi, siamo andati con un altro paio di amici, un altro paio cioè eravamo in 4 o 5 miei colleghi di squadra, siamo andati nello snowpark, li ho trascinati io nello snowpark per andare a fare un po' di salti, insomma sono andato lì e io volevo fare il salto mortale che ero bravo, ero capace di farlo, nessuno dei miei compagni ha voluto farmi una traccia sul salto senza guardarlo, che normalmente uno normale, a me mi è sempre piaciuta la sfida, dovrebbe andare lì, guardare il salto, a maggior ragione con 20 cm di neve fresca, sono partito, ho fatto il salto lo stesso, ho sbagliato le tempistiche, sono atterrato con la testa e ho sentito due crack sulla schiena, ecco lì ho detto sono proprio un deficiente, no? E lì pensavo di rimanere su una sedia, è stata una bruttissima sensazione, ecco questo è il momento brutto perché pensavo di rimanere su una sedia, quando poi dopo
che ho ripreso un attimo fiato perché ho avuto tipo uno spasmo, no? E non riuscivo a respirare. Quando ho preso fiato, poi dopo ho provato a muovere le mani si muovevano, ho provato a muovere i piedi si muovevano, per me voleva dire quasi essere rinato, e sono rinato 2 volte là, con quell'incidente. E io mi sono segnato 3 episodi che mi hanno colpito molto, che tu racconti, sempre legati a questa ricerca della velocità del rischio, e ti chiederei di mettermeli in ordine Sì. secondo il tuo ricordo. Allora, 218 km/h sul chilometro lanciato in discesa, che ho letto. Poi Non discesa sul chilometro lanciato. Sul chilometro lanciato, sì. E Sì. poi ho letto che tu la tua prima moto te la sei costruita saldando Sì. dei pezzi e poi l'andavi a provare nella pista da bob. Ma quello non so, qualcuno l'ha scritto, no, vabbè. E poi? Non avete fatto il rodaggio della pista di Cortina? No, in no. moto? No. E poi chiaramente la spaccata a Kitzbühel del 2004. Beh, diciamo, come mi chiedi la graduatoria di questi episodi qua, Quello che ti ha fatto, che hai sentito più di essere arrivato sempre al limite, diciamo, vicino al limite. ma diciamo allora c'è la moto, la spaccata e il primo che mi hai citato. Il chilometro lanciato. Il chilometro lanciato no, il chilometro lanciato no, anche perché era un progetto, un programma che mi ero fatto io nella testa, volevo buttarmi in questo mondo qui, appena smesso le mie gare con la discesa libera, visto che ci sono atleti anche o comunque sì, ragazzi, cioè, atleti che fanno le gare anche con 60 anni, no? Così come lanciato, non è una specialità dove il fisico o comunque la forma fisica come nello sci conta, no? E ho detto mi cimento in questo mondo qua, però non mi ha dato quell'adrenalina che mi dava. Dopo 2 gare ho abbandonato subito il progetto perché non mi ha dato quelle sensazioni che mi dava la discesa libera o comunque le emozioni forti, e quindi questo lo metterei già. È stata una bella esperienza, bello, 218 all'ora uno pensa, anche io pensavo che fosse una cosa incredibile, estrema, no? Andare a 200 all'ora, volevo fare superare i 200 all'ora con gli sci, però non mi ha dato nessuna emozione, sembrava, anzi le discese in tante occasioni, andando magari anche a 80 km all'ora, ti dà molta più emozione, lo percepisci molto di più la velocità rispetto a 200 all'ora, tutto piatto, tutto. E quindi questa la metterei in ultima posizione. Tra la spaccata di Kitzbühel e il motorino, ma il motorino per me, sai, forse il fatto che mio padre mi abbia sempre negato il fatto di potermi comprare una moto, mi ha detto la moto te la devi comprare, quando avevi i soldi per comprarmi non me l'ha lasciata comprare perché ero uno scalmanato, ero un pericolo pubblico, lui sapeva con chi aveva a che fare, non me l'ha neanche lasciata comprare, ed è per questo che mi sono comprato la moto. Quindi per me, cioè mi sono fatto questa moto, che poi dopo la usavo di nascosto, andavo nel bosco con un mio amico, non la tenevo parcheggiata in una casa perché mio padre non lo doveva sapere. E quindi a quell'epoca lì era per me una soddisfazione, perché anche io potevo dire di avere la moto anche se non aveva il libretto e tutto, con i miei coscritti, compagni che avevano le Vespe o le altre moto così, e mi sentivo anche io uno di loro, no? Ed era bello. La spaccata è un episodio che è nato così per una scommessa e mi ha dato sicuramente un sacco di visibilità, e ancora adesso tutt'oggi se lo ricordano tutti, e sì, forse la spaccata è quella che metterei al primo posto. E in conclusione della nostra chiacchierata, ritorno a Cortina, tu cosa ti auguri che rimanga dopo questi giochi allo sport italiano da questa esperienza? Lo sport italiano, il fatto che sarebbe bello poter dire che le Olimpiadi in Italia, che questa è la terza invernale e la quarta in assoluto, che Milano Cortina possa, per tante edizioni olimpiche, possa essere quelle Olimpiadi dove gli italiani hanno fatto il record di medaglie in casa proprio, quindi vuol dire fare risultati che tutti quanti, in tutte le specialità e tutte le discipline delle Olimpiadi, che tutti cerchino di portarsi a casa una medaglia per fare il record nel medagliere, nella storia del medagliere olimpico dell'Italia. E lasciare anche un'ispirazione ai più giovani. Esatto, e lasciare un'ispirazione ai più giovani, questo insomma, cioè, avere le Olimpiadi in Italia, come ho avuto il piacere io di viverle e di farle a Torino, è una motivazione in più, insomma, per cercare di far bene. Ecco, questo è un messaggio importante che magari da lasciare ai giovani, quindi se
l'Italia fa un gran risultato col medagliere. I giovani che ci saranno dopo, che ci seguiranno, magari non saranno, chissà quando arriveranno di nuovo alle Olimpiadi d'Italia fra 50 anni, però nelle prossime edizioni olimpiche che si impegnino per cercare di superare il medagliare che è un record storico, che potrebbe essere un record storico con Olimpiadi in casa. Io Cristian ti ringrazio tantissimo per questo racconto e ti auguro insomma il meglio per i prossimi appuntamenti. Grazie mille, grazie a voi e insomma spero che vi siate divertiti anche voi. Questo è Atene Cortina, un podcast di Sport di Più Magazine. Il sogno continua, seguici su tutti i social per viverlo insieme a noi. Su YouTube e Spotify trovi le puntate complete, lascia un commento e una valutazione per farci sapere cosa ti ha emozionato di più. E per te, ecco l'anteprima del prossimo episodio. Ci provo fino alla fine, posso vincere il titolo italiano, posso andare a un europeo, posso andare con la maglia della nazionale assoluta. Ho detto ok, mi impegno e durante gli allenamenti ho cambiato un po' la testa e poi sono arrivati di conseguenza.